Tempo fa con il sindaco di Fossalta di Portogruaro, appunto Paolo Anastasia, avevamo accennato all'ex caserma Castor su cui ci sarebbero diversi interessi e noi ne parliamo con Lauro Nicodemo, presidente del Fogolar Furlan del Veneto Orientale, che conosce molto bene la zona e il servizio. Oltre che al ragionamento della terza corsia, il problema è il casello dell'autostrada chiamato Alvisopoli, che è il casello di Bibbione. Il casello di Bibbione, che è a poche centinaia di metri da questo territorio delle Pars, che ha circa 500 ettari di terra. All'interno ci sono 45 risorgive, ci sono i prati Pars, a poche centinaia di metri dai prati Pars c'è la villa Moncenigo, c'è una strada romana, c'è una necropoli, ci sono anche si continuano a trovare dei referti di carattere archeologico, quindi un territorio estremamente appetibile e facilmente anche spendibile eventualmente per speculazioni, perché la parte negativa è che ci troviamo di fronte ad una agricoltura di carattere estensivo, quindi non ad una agricoltura molto ricca. Ecco, ma questo tema voi del Fogolar Furlan l'avevate già affrontato in alcuni incontri all'inizio dell'anno nell'ambito dei progetti interregionali, se non sbaglio? Sì, noi abbiamo come associazione fatto ben 3 convegni chiamando assessori regionali, sia veneti che friulani, imprenditori, ricercatori, perché secondo noi quell'area lì è estremamente interessante come area di ricerca. Oggi a livello europeo non si ragiona più una regione che diventa un polo strategico, ma bisogna saper mettere in rete dei territori diversi. Noi questo territorio lo possiamo vendere e lo possiamo presentare attraverso una progettazione, attraverso un territorio diverso, perché si trova nelle linee che riguardano sia l'Austria che l'Ungheria che la Slovenia.